Duarte, anche lui un passato nel Cuschieti da giovanissimo e poi nel Pescara Calcio a 5. Alex Yepes, Pedrinho, Pedro Guedes, che chiameremo d'ora in avanti Pedrinho, maglia numero 30, e Elisandro, l'imperatore, il pivot, il grande colpo di mercato dell'estate della matricola napoletana Real San Giuseppe, arrivato direttamente dall'Inter Movistar. Si comincia, primo calcio della partita dato da Alex al pallone, il Real San Giuseppe che sembra voler entrare in campo con molta pressione, con molta foga, perché è ovviamente la squadra di Julio Fernandez, che è arrivato da poche settimane, ha esordito proprio nel match sul palazzetto campano contro l'Acquas Polonigros, ha bisogno di vincere, ha bisogno estremo di punti e quindi oggi non vuole lasciare nulla neanche sul campo della prima della classe. Ricordiamo che l'Acquas Polonigros comanda la classifica della Serie A con 50 punti dopo 20 partite giocate. Qui il passaggio sbagliato di Coco per Murillo concede questa rimessa laterale in attacco per il Real San Giuseppe. Resta molto arretrato Elisandro, maglia numero 99, vedete l'imponente stazza fisica, invece la battuta è al limite dell'area per Alex. Murillo recupera il pallone, poi scucchiaia per Rafinha, Rafinha prova ad addomesticare questo pallone, Elisandro glielo restituisce, Rafinha scarica un destro poderoso, palo interno e palla che esce in fallo laterale. Prima grande chance dell'Acqua e Sapone Unigros, Rafinha la crea praticamente dal nulla dopo 35 secondi, palo dell'Acqua e Sapone con Rafinha, Rafael Rizzi. Qui Montefalcone viene a giocare in mezzo al campo lasciando i pali scoperti. Rafinha in anticipo su Elisandro, bravissimo l'ex capitano del Real Rieti anche in questa situazione. 19 minuti e 12 ovviamente, quindi se ne sono andati solo 48 di secondi, non di minuti, in questo primo tempo. Siamo all'inizio di una partita che però già promette grande spettacolo. Qui Ghi favorisce l'inserimento di Murillo, Murillo che guarda verso il secondo palo, palla ribattuta, Coco è ultimo, pressato forte da Pedrinho, Murillo con calma, poi Ghi ancora per Coco, Coco si aggiusta la palla sul destro che non è il suo piede forte, Montefalcone la domestica, lancia lungo per Pedrinho, bello il controllo di Pedrinho, torna Coco, palla in angolo, come potete vedere non c'è un secondo di respiro al palla rigopiano. Probabilmente la serata sarà così, quindi lo spettacolo è garantito in questo recupero della settima giornata di andata, come vi abbiamo detto. Attenti ad Elisandro, non riesce a girarsi, favorisce Coco, poi Alex recupera, ma la rimessa laterale, Montefalcone si ferma e la rimessa laterale è per l'Acqua e Sapone Unigros. Diciamo, dopo 20 partite giocate questa sarebbe la 21esima per tornare quindi in pari con il calendario. L'Acqua e Sapone a 50 punti, frutto di 16 vittorie e 2 pareggi, solo 2 le sconfitte finora per la squadra di Scarpitti. Attenti al sinistro di Coco, potente sul fondo. Il Real San Giuseppe invece ha giocato finora 18 partite, questa è la 19esima, ne dovrà recuperare ancora altre 2 contro il Meta e contro il Petrarca Padova. Real San Giuseppe ha 15 punti, frutto di 5 vittorie e ben 13 sconfitte. È l'unica squadra della Serie A che non ha mai pareggiato fino ad ora. Attenti a Ghi che ruba questo pallone. Montefalcone con il corpo. Bravo qui Montefalcone a capire tutto. Ghi come un avvoltoio su questo pallone. Penultimo Real San Giuseppe, nonostante un roster che a livello di nomi e di individualità metterebbe paura a chiunque in questo campionato, ma nel girone di andata la squadra napoletana è stata falcidiata dal problema Covid, ha dovuto saltare diverse partite, poi ci si sono messi gli infortuni, giocando e allenandosi a singhiozzo e non avendo molti dei protagonisti si è trovata costretta prima al cambio di allenatore e adesso ad una incredibile rimonta per uscire da una posizione, quella che porterebbe dritti in A2, che non appartiene a un roster di questo calibro sicuramente. Questa sera vedremo se la squadra di Fernandez ci regalerà giocate all'altezza della fama dei suoi giocatori. Attenti a Ghi, si aggiusta la palla sul destro, bravo Duarte,
capitano del Real San Giuseppe, ha vinto la A2 con i campani. L'ultima in classifica è il Futsal Genova, sarà il prossimo avversario dell'Acqua e Sapone Unigros in Liguria sabato prossimo alle ore 16. Al terzultimo posto invece c'è la Cybertel Aniene con 16 punti, ma ha già giocato tutte e 21 le partite. Qui Ghi rischia grosso contro Duarte, Murillo ci mette il corpo per parare il destro di Vinicius Duarte. Si fa sentire il Real San Giuseppe. Pedrigno andrà a battere questa rimessa. Duarte passa la palla per Alex che non controlla. Al quartultimo posto c'è la Color Max Pescara con 19 punti. Anche la squadra di Palusci ha giocato tutte e 21 le partite. Ovviamente occupa l'ultima posizione per lo spareggio play out e spera, ovviamente tifa per l'Acqua e Sapone finché il Real San Giuseppe resti dietro. Il Real San Giuseppe, attenzione qui al brutto intervento di Alex che si becca un cartellino giallo, entra da dietro Alex. Primo fallo della partita, 2 minuti e 52, ammonito Alex Yepes. Primo fallo del match, Alex contro fallo da dietro, pericoloso su Capitan Murillo, cartellino giallo per lo spagnolo, altra stella della Serie A, arrivato dopo tanti anni nel Poso Mursia. Qui Coco, finta, va Rafinha col destro, potente, trova Duarte nel centro dell'area, rimessa laterale in attacco ancora per l'Acqua e Sapone Unigros. Coco cambia con Murillo, poi sterza Coco, riparte dal capitano, palla lunga per Coco, Pedrigno che capisce tutto, occupa lo spazio per il tiro di Coco, palla che va di nuovo in fallo laterale, la batterà adesso Pedrigno. Vedete che Montefalcone esce dai pali spesso per venire a giocare con i compagni, lascia la porta sguarnita, eccolo qui il portiere abruzzese del Real San Giuseppe, buono il rinvio con i piedi, Rafinha capisce tutto. Coco morbido per Ghi, una specie di no look, Ghi era di qualche metro più avanti. Di nuovo Montefalcone, di nuovo con i piedi per Elisandro. Duarte non ha ancora effettuato nessun cambio, Scarpitti, e stesso discorso vale per Fernandez. Qui Ghi che si libera di Duarte, c'è il recupero di Elisandro che allunga il Real. Poi frena, torna indietro, guadagna una rimessa laterale, ma no, si è portato lui il pallone fuori per ultimo. La rimessa è per l'Acqua e Sapone Unigros che nel frattempo approfitta per far riposare Coco Wellington, dentro Fabrizio Calderolli. Qui Ghi di prima per Murillo, buona l'idea, Murillo non ha fatto in tempo ad accelerare per fiondarsi su questo pallone. Si prepara la prima girando le sostituzioni, anche Fernandez è pronto. Attenti qui a ricordi, palla però è uscita in angolo sull'intervento del portiere. Pronto ad entrare con la maglia numero 89 Portuga, il brasiliano, autore del gol nella partita di andata vinta nel palazzetto di Nocera dall'Acqua e Sapone per 3-1 solo 2 settimane fa. Si è giocato prima il match di ritorno e oggi si recupera quello di andata. Stranezze del calendario e di questa stagione contrassegnata purtroppo finora dall'emergenza sanitaria e dai problemi legati al Covid. Colo Duarte, Alex col destro, molto bene al limite dell'area Pedrigno, c'è Calderolli a fare buona guardia, poi ricordi. Pronti cambi anche per Scarpitti, qui Rafinha pressato da Pedrigno. La rimessa è del Real, palla battuta da Alex che però fa passare i secondi, l'arbitro non conta. Preme il Real San Giuseppe in questo frangente dopo 4 minuti e 26. Fuori Ghi, dentro Dudu, è entrato anche Rodrigo Trentin al posto di Capitan Murillo.
col numero 94, l'ex giocatore del Fos Cataratas, assente contro il Lodi Ostia. Qui il destro di Alex, lontanissimo dallo specchio. E ora dentro anche Alen Fetic, maglia numero 21 al posto di Rafinha, quindi cambiano tutti e 4 gli uomini di Scarpitti sul parquet. Attenti di nuovo a Portuga, si aggiusta la palla sul sinistro, c'è Calderolli e poi l'errore del Real che concede questo possesso in attacco all'Acqua e Sapone Unigros. Intanto cambia tutto anche Julio Fernandez, dentro i 2 nazionali del Belgio, Raoult e Sabapti, e dentro anche con la maglia numero 49 Imparato, uno dei giocatori partenopei doc di questa squadra. Germano Montefalcone di prima, il retropassaggio di Raoult sbagliato e Fernandez lo richiama immediatamente in panchina per riportare sul campo Alex. Stesso dicasi per Portuga, torna Duarte, situazione probabilmente pensata per difendersi da questa punizione. Infuriato Julio Fernandez, 60 anni il prossimo aprile, dal 2007 allena nel futsal italiano, anche raccogliendo tanti successi, ha allenato Luparense, Marca, Caos, Arzignano, il coach spagnolo, ultima esperienza nella nazionale libica e poi il ritorno da qualche settimana al Real. Attenti alla punizione di Calderolli, tocco per Fetic, il sinistro di Fetic, si immola a terra Duarte, rimessa per l'Acqua e Sapone Unigros. 5 minuti del primo tempo ormai sono andati via, 0-0 al Palarigo Piano, la pressione di Imparato su Fetic, poi Dudu, di nuovo lo scambio tra Dudu e lo sloveno che poi fatica a controllare questo pallone pressato da Imparato, ma guadagna la rimessa. Chiede la distanza ora Fetic, cerca in profondità Trentin, ancora in una fase di ambientamento ovviamente Rodrigo Trentin, poche le partite giocate, è arrivato qualche giorno prima di Natale per la prima volta in Italia dopo tanti anni nel futsal brasiliano, ma si comincia a intravedere qualcosa delle sue grandi potenzialità fisiche. Qui Calderolli di esperienza sulla pressione di Raoult, passaggio sbagliato di qualche centimetro, rischia grosso l'Acqua e Sapone, gioca con la testa Calderolli, ancora Trentin, controllo, una battaglia con Sabapti, giocatore di grande esperienza a livello difensivo. Ora concede lo stesso errore l'Acqua e Sapone Unigros, un retropassaggio che non era permesso, quindi calcio di punizione in attacco per il Real San Giuseppe. La partita molto intensa, il Real sta premendo molto nonostante le tante partite sulle gambe, senza possibilità di riposare e di allenarsi, perché giocano praticamente un recupero ogni settimana, oltre a giocare nel weekend come le altre squadre. I giocatori di Fernandez, nonostante la doppia trasferta tra Mantova e Dosson de Casier, oggi una squadra molto molto tonica, almeno per questi primi 5 minuti e 46 secondi. Attenti ad Alex dal limite, Elisandro prende una lunga rincorsa, potrebbe calciare lui, ha un sinistro potentissimo. Alex però sceglie Duarte, ricordi, ci mette la faccia, poi entra Portuga al limite proprio nel cuore dell'area. Attenzione, pericolo per l'Acqua e Sapone Unigros, chiedeva l'angolo il Real, non è, palla sul fondo sul tiro di Portuga secondo l'arbitro Galante di Ancona. Ora Fetic, il passaggio in profondità per Dudu che non capisce le intenzioni del compagno e si ferma. Riparte ancora il possesso del Real San Giuseppe, in questi minuti è cresciuto notevolmente dopo il palo di Rafinha in cui ha rischiato grosso, ha alzato molto la pressione, non sta facendo ragionare la squadra di Scarpitti. Qui Calderolli, numero su Portuga, Montefalcone esce lontanissimo dall'area, ci mette
coraggio ed esperienza. Montefalcone, 27 anni, il prossimo 14 marzo, il portiere di Ortona, poi Calderolli. Controllo sbagliato. Cresciuto nell'Acqua e Sapoloni Grosso, una scoperta della società, della famiglia Barbarossa, campione d'Italia 2013 con la Juniores di mister Luca Di Eugenio, poi vice Mammarella fino al 2016, prima di intraprendere una carriera in giro per l'Italia tra B e A2, vinta l'anno scorso con il Real San Giuseppe, confermato per il campionato di Serie A e adesso titolare perché c'è l'infortunio di Moliterno da qualche settimana, quindi protagonista nel massimo palcoscenico nazionale. Traguardo meritato per Montefalcone. Attenti a Raù col numero 18, si porta il pallone fuori, batte subito Calderolli. 6 minuti e 47 secondi già trascorsi di questo primo tempo, 0-0, partita tesissima. Ripetiamo, l'Acqua e Sapoloni Grosso che comanda la classifica, il Real che occupa il penultimo posto, che in questo momento significa retrocessione, quindi sta giocando con il coltello tra i denti la squadra campana per raccogliere il massimo da questa partita, una partita in cui ci sarà bisogno di molta pazienza. Qui Fetic, bel numero, poi cercava Trentin sul secondo palo, la croce di Montefalcone. Dentro Cristiano Fusari, esordio in questa partita dopo 7 minuti e 20 secondi con il numero 7, il laterale trentino, col suo dinamismo e la sua esplosività potrebbe essere determinante negli 1 contro 1 per cambiare il volto di questa partita. Lo è stato anche contro Lido di Ostia, lo è stato spesso finora in questa stagione di altissimo livello per questo giocatore italiano che punta a convincere della nazionale Bellarti a ridargli una maglia, finora mai convocato dopo l'era Musti. Qui il passaggio per Portuga, lungo, ricordi d'esperienza, fa scorrere il pallone sul fondo. Attenti ancora alla pressione di Raù, sta giocando la partita da leone Raù, qui contro Murillo, riesce a portare il pallone dalle parti di Portuga che calcia, trova una deviazione. Buono l'impatto di Raù finora in questa partita. 8 minuti e 8 secondi già trascorsi, angolo per il Real San Giuseppe, battuta lunga all'indietro per Portuga che finta col destro per rientrare sul suo piede forte che è il sinistro, poi palla all'indietro per Montefalcone, il pressing di Fusari, Montefalcone rinvia con i piedi, esce molto bene Ricordi con i pugni su Raù, molto bravo Ricordi in questa occasione a capire tutto. Poi la rimessa è per l'Acqua e Sapone, protesta imparato, torna in campo Guilherme Gaio Ghi. Calderolli proprio per Ghi, marcato stretto da Sabapti, marocchino naturalizzato belga. Qui Murillo sbaglia tutto, rimessa laterale per il Real nella metà campo avversaria. Nella panchina del Real San Giuseppe c'è anche l'ultimo acquisto, il pivot Ciano, arrivato dopo l'ultima esperienza alla Feldieboli. Oggi non giocherà perché è in panchina solo per onor di firma, è stato fermo. Qui Murillo, gran numero, e il gol meraviglioso di Murillo, pazzesco il gol di Capitan Murillo che sblocca la partita. 8 minuti e 48, capolavoro di Murillo. 1-0, applaude la panchina di Scarpitti, un gol fantastico del capitano. 8-48, si sblocca il match. (1-0) per l'Acqua e Sapone, quindi cambia l'inerzia della partita, si inventa dal nulla il gol Murillo. Qui tocco con la mano di Raù nel duello con Murillo,
calcio di punizione per l'Acqua e Sapone Unigross, secondo fallo del Real. Sombrero di Murillo sul diretto avversario sulla banda destra, poi sinistro a giro liftato. Qui Portuga da distanza siderale, ricordi, con due tempi e con calma. Attenti a Ghi, da qui di solito riesce a fare male, non ha il tempo giusto per coordinarsi. Abbiamo detto il sinistro a giro di Murillo imprendibile per Montefalcone. Un gol capolavoro del capitano, che sale a quota 20 in questo campionato. Uno score da grande attaccante, da grande goleador per lui, che è in realtà un giocatore difensivo. Una delle migliori stagioni di sempre finora per Murillo. Qui Portuga da dietro su Coco, palla recuperata, non c'è fallo, torna Fusari che va sul pallone, ma c'è fallo su Portuga e anche cartellino per Fusari. Ci può stare. 9 minuti e 47, ammonito Cristiano Fusari. Primo fallo dell'Acqua e Sapone Unigross, punizione in attacco per il Real. Sul pallone va Vinicius Duarte, ripetiamo, due parentesi abruzzesi con il Cuschieti e con il Pescara Calcio a 5 per il numero 8 capitano del Real San Giuseppe. Giocatore anche lui con una lunga storia alle spalle, soprattutto nell'Asti. Attenti a Duarte. Alex tra le gambe di Murillo, il pareggio di Alex Yepes, 1-1. 9 e 49. Pareggia il Real, quindi al Palarigopiano si ricomincia da capo. Gol nato dal fallo di Fusari, la punizione in attacco per la squadra campana. Alex che calcia neanche in maniera eccezionale, però la palla passa un po' tra le gambe dei difensori nerazzurri e c'è il pareggio. Ma questa è una partita ad altissima tensione, con un profilo dal punto di vista tecnico davvero straordinario, quindi ci sta tutto in questo momento. L'1-1 si deciderà più in là la sorte di questo match. Attenti a Ghi, non riesce a sterzare col destro, calcia dritto per dritto sul fondo. Qui arriva Pedrinho come un treno, poi si porta il pallone fuori. La rimessa è per l'Acqua e Sapone Unigross. Come sempre a fare la differenza anche questa partita saranno le rotazioni e la tenuta delle due squadre. Stanno spingendo tantissimo. Murillo col petto per Ricordi, con molta calma. Ricordi riconsegna il pallone al suo capitano, poi Coco pressato da Alex, rimessa all'altezza della metà campo per l'Acqua e Sapone Unigross. Sicuramente non manca esperienza oltre che qualità a questo Real per giocare alla pari con l'Acqua e Sapone Unigross. Alex campione d'Europa con la nazionale spagnola nel 2016, tanti titoli vinti con il Poso Murcia. Elisandro, classe 1986, va per i 35 anni, ma è un giocatore stratosferico, con l'Inter Movistar campione d'Europa, campione di Spagna, coppe a ripetizione. Da qualche tempo è diventato naturalizzato georgiano, indossa la maglia della nazionale della Georgia insieme a un ex nerazzurro amatissimo dai tifosi, ovvero Bruno Rocha Chaguigna. Finito il primo quarto di questa partita, anzi 11 minuti ormai sono trascorsi, sembra già una vita che si gioca qui al Palarigopiano, perché una partita di un'intensità incredibile. Questo è quello che sanno regalare i grandi campioni, quindi sia i giocatori di casa, i giocatori dell'Acqua e Sapone Unigross, che quelli avversari del Real San Giuseppe.
Real San Giuseppe che è arrivato a Pescara, pensate, da 9 sconfitte consecutive. Non vince dal 30 dicembre 2020, l'ultima vittoria della squadra campana. Poi 9 sconfitte consecutive, non ha mai pareggiato. La squadra però è cambiata da qualche settimana, perché oltre all'arrivo di Fernandez sulla panchina ci sono 3 giocatori nuovi in campo, quindi i 2 nazionali del Belgio, Raoult e Sabapti, e tra poco, non questa sera ma dalle prossime partite, ci sarà anche Ciano. Recuperato anche Alex, che torna a giocare proprio oggi, ha giocato sabato scorso qualche minuto, ma oggi nel quintetto iniziale dopo un mese e mezzo, quasi 50 giorni di assenza. Un giocatore che ovviamente, oltre ad aver firmato il gol, è in grado di fare la differenza in ogni zona del campo, quindi una squadra trasformata. Ma l'Acqua e Sapone ovviamente sta dimostrando di voler vincere anche questa sera, di volersi confermare leader della Serie A fino a questo punto. Serie A che, attenti all'inserimento di Alex, poi frena, ricomincia da Elisandro. Dopo questo recupero per l'Acqua e Sapone ci saranno 6 giornate per la fine della regular season. La prossima in trasferta a Genova, poi una sosta per permettere alle nazionali di giocare le altre partite di qualificazione agli europei, e si aspettano ovviamente i convocati di Massimiliano Bellarte. Sappiamo già che è arrivata la convocazione della Slovenia per Alen Fetic, che dovrà affrontare la Spagna la prossima settimana. Dal secondo weekend di marzo poi comincerà il rush finale delle ultime 6 giornate di campionato e l'avvicinamento soprattutto alla Final 8 di Coppa Italia. Qui Calderolli prova a sfondare tra Duarte ed Elisandro. Si fanno male Calderolli e Duarte, non Elisandro, ovviamente con la sua stazza notevole non ha risentito di questo contrasto. Botta sullo stinco per Duarte. Torna in campo intanto Rodrigo Trentin, finora non è riuscito ad incidere nella sua prima apparizione nella partita. Vedremo se riuscirà adesso. Il numero 94 dell'Acqua e Sapone Nigros, che restituisce la palla al Real San Giuseppe. Nel Real San Giuseppe tra l'altro c'è un altro ex, che è Lipe Follador, uno dei giocatori formati in Italia, che ha vinto il campionato di A2 con l'Acqua e Sapone ormai ben 12 anni fa. Oggi è in panchina per onor di firma, anche lui ancora infortunato, rientrerà nel prossimo match casalingo, da come ci hanno detto i colleghi del Real. Quindi oggi lui e Ciano e anche Francesco Moliterno sono in panchina solo per fare numero praticamente, ma non sono a disposizione di Fernandez. 7 minuti e 19 all'intervallo, 1-1 al Palarigopiano. Un fallo per l'Acqua e Sapone Nigros, 2 per il Real San Giuseppe. Ammonito Alex e ammonito Fusari, quindi un ammonito per parte. Finora partita molto corretta nonostante il grande equilibrio, i grandi duelli fisici. Qui Duarte che capisce tutto, anticipa Trentin, poi va giù Duarte, non c'è fallo. Coco profondo per Trentin che prova a girarsi, Alex lo mura bene, fa ripartire i suoi, poi Portuga spazza via, c'è Rafinha ultimo, riparte Trentin. Coco per Trentin, il gol di Rodrigo Trentin, gran giocata dell'Acqua e Sapone, un altro gol bellissimo della squadra di Scarpitti che va a memoria e segna Rodrigo Trentin, l'Alemao. Si riporta avanti l'Acqua e Sapone Unigros, giocata preziosa questa. Coco Wellington con grandissima lucidità, un passaggio chirurgico, mette Trentin davanti a Montefalcone e Trentin dimostra di essere
entrato in campionato definitivamente, lucido, molto deciso, non lascia scampo al portiere. È il primo gol al Rigopiano per Rodrigo Trentin, il suo primo gol italiano, e con l'Acquasapone lo aveva segnato a Mantova, nella vittoria di Mantova qualche settimana fa. Primo gol in casa per il numero 94, giocatore dal fisico possente ma anche dai piedi buoni, Rodrigo Trentin. Si ricomincia quindi, 6 minuti e 50 alla fine del primo tempo. Acquasapone Unigross 2, Real San Giuseppe 1. Gol di Trentin che ribalta di nuovo la partita. Vedremo la reazione del Real, che ha giocato finora comunque un ottimo primo tempo. Ha trovato il gol forse un po' in maniera casuale, ma aveva creato qualche pericolo alla porta di Ricordi. L'Acquasapone Unigross invece ha segnato 2 gol straordinari, uno intuizione, una giocata individuale di Murillo, il secondo costruito su un'azione corale tutta di prima, portato al gol Rodrigo Trentin, 1994, come recita anche il numero della sua maglia. Qui Portuga prova ad affrontare 2 avversari, alla fine calcia, trova i piedi di Fabrizio Calderolli, rimessa laterale in attacco per il Real. Passaggio all'indietro per Portuga, di nuovo la sua sterzata per portarsi il pallone sul sinistro, poi tenta l'imbucata per Sababti, buona giocata del belga, ma il destro fuori di poco. C'era anche Ricordi a fare buona guardia. Ricordi diventato titolare della porta dell'Acquasapone Unigross da quando Mammarella ha avuto un leggero infortunio dopo la partita con la Feldieboli. Ancora da valutare il problema di Stefano Mammarella, quindi Trentin per il momento con grande naturalezza ha preso il posto del portiere più forte del mondo, meritando anche la fiducia di Scarpitti e dei compagni di squadra. Calderolli, Trentin pressato da Sababti, chiede all'arbitro di guardare, a Zannola di Ostia Lido una spinta del belga. Elisandro, punto di battuta, gioca con Montefalcone, Montefalcone rinvia lungo col sinistro, trova il ripiegamento di Trentin, è tornato in campo Fetic, passaggio sbagliato all'indietro, trova un avversario e non un compagno. Poi Portuga, anche col destro, Portuga davvero interessante, il numero 89 del Real. Ricordi devia in angolo che va a battere Elisandro. All'indietro, lungo per Sababti, poi ancora Portuga, suolata di Elisandro, ancora il belga che calcia, poi Portuga si porta la palla sul sinistro e non trova la porta per pochissimo Portuga. Palo esterno di Portuga, palo esterno. Sfortunato qui il Real San Giuseppe in questa circostanza. Torna in campo imparato, sta giocando molto il numero 49 Campano. Palla fatta scorrere in fallo laterale da Trentin, la batte Dudu, Ricordi allarga per Fetic, sinistro di Fetic, è imparato, fa buona guardia. Questa diventava molto interessante per Calderolli, poi travolto Calderolli dall'intervento dell'avversario. Portuga che fin qui ha segnato 14 gol in campionato e avendolo visto giocare in questi primi 15 minuti capiamo. Per tensione, Calderolli col destro batte all'improvviso il fallo laterale l'Acquasapone Unigross, tutti fermi i giocatori del Real. Erroraccio del Real in questa circostanza. Calderolli senza pietà col destro la piazza e fa il 3-1. 14:59 segna l'Acquasapone Unigross. Gol molto pesante questo di Fabrizio Calderolli che sposta di molto l'equilibrio del match. Qui fallo di Dudu su Portuga.
Stavamo dicendo che Portuga ha segnato 14 gol, vedendolo in questi primi 15 minuti capiamo il motivo, perché calcia da ogni posizione col destro e col sinistro e lo fa quasi sempre prendendo la porta, quindi in questo momento il giocatore più pericoloso del Real San Giuseppe, e abbiamo avuto conferma anche noi. Ma nel frattempo l'Acqua Saporoni Gross ha triplicato con Fabrizio Calderolli, 3-1, mancano 4 minuti e 20 secondi alla fine del primo tempo. Ripetiamo, questo doppio vantaggio può essere molto molto pesante se l'Acqua Sapone riuscisse a conservarlo fino all'intervallo, perché dopo questo primo tempo, con questi ritmi dal punto di vista fisico nella ripresa, sarebbe lecito aspettarsi anche un leggero calo generale dell'intensità di questa partita, fin qui molto molto bella. Acqua Sapone che la sta giocando con grande autorità, fuori Trentin, dentro di nuovo Fusari, ammonito al pari di Alex Yepes nel Real. Qui Calderolli, la pressione della squadra campana. Portuga prova a mettere la palla sul secondo palo, viene rimpallato, poi Fetic che sbaglia tutto qui perché non appoggia a Dudu e viene accerchiato dalle maglie dei campani. Allora Sabapti imparato, Portuga, Acqua Sapone che adesso alza di molto la sua pressione. Portuga deve buttare la palla anche un po' con gesto di stizza in tribuna e regalarla all'Acqua Saporoni Gross. 3 minuti e 30 alla fine del primo tempo. Per Fabrizio Calderolli gol numero 13 in questo campionato, e anche per lui i numeri sono importantissimi. Qui Fetic che al limite dell'area si addormenta un po'. Il Real continua a giocare con una pressione piuttosto alta, rischia qualcosa prendendo qualche pallone alle spalle dell'ultimo uomo, ma adesso diventa una questione di vitale importanza andare a chiudere l'Acqua Sapone qui per accorciare. Qui c'è un erroraccio e segna il 3-2 l'Acqua Saporoni Gross. Una ingenuità incredibile della squadra di Scarpitti, non si capiscono Dudu, Fetic e Murillo. 16:55, gol regalato al Real San Giuseppe dall'Acqua Sapone, segnato da Raù. Terzo fallo intanto del Real San Giuseppe, che al 17° del primo tempo ha accorciato con Raù. 3-2. Una ingenuità dell'Acqua Saporoni Gross che non stava rischiando praticamente nulla, aveva il pieno controllo della partita. Un gol totalmente regalato. Queste sono amnesie che la squadra di Scarpitti deve togliersi, ovviamente scrollarsi un po' dalla testa, perché rischiano di pesare molto in ottica titoli, ovviamente nelle partite che conteranno di questa stagione. Possibile regalare gol di questo tipo. Imparato col petto, Murillo lo chiude, esce Fetic. Fin qui non eccezionale il primo tempo di Fetic. La girata di Raù col destro che liscia il pallone. Fusari all'indietro per Dudu. Ghi appena rientrato in campo, qui tenta una giocata col tacco troppo pericolosa, regala il pallone al Real. Poi Raù che di nuovo butta il pallone nel nulla. Fusari, Dudu, palla lunga per Dudu, gran controllo di Dudu che se ne va centralmente. Dudu, palla sul secondo palo che non viene messa benissimo. Montefalcone la recupera, poi rinvia nel vuoto, non ci sono compagni. E qui l'Acqua Sapone spreca la palla del quarto gol
aveva fatto tutto bene Dudu, poi non si è capito con Ghi che era sul secondo palo. Montefalcone era battuto, qui Murillo sbaglia l'imbucata, poi devia il tiro di imparato rischiando qualcosa, chiede scusa a Ghi, capitano Murillo. Passaggio molto ambizioso, ovviamente di quelli che il capitano spesso sa usare col suo piede sinistro. Palla all'indietro per Duarte, rasoterra Duarte, Alex che prova a girarsi col tacco, spunta Raù di nuovo dal nulla, Dudu che si addormenta, arriva il belga e fa doppietta. 18 minuti, 3-3, l'Acquestapone regala 2 gol al Real. Time out chiamato da mister Scarpitti. Avevamo detto che l'Acquestapone avrebbe potuto mettere la partita sul binario giusto se avesse gestito il vantaggio di 2 gol una volta trovato il 3-1 fino all'intervallo. Invece l'Acquestapone ha fatto tutt'altro, ha concesso 2 gol abbastanza paradossali al Real San Giuseppe. Quindi siamo sul 3-3 a 2 minuti dall'intervallo, partita riaperta. Come diciamo dall'inizio di questo match, le emozioni non finiranno fino al fischio della sirena, al suono della sirena finale, al 40° minuto di questo match. Ricordi, rinvio lungo con i piedi per Rafinha, Montefalcone con le mani, con carattere. Coco Wellington, Rafinha, ancora Coco col sinistro, una posizione molto difficile, palla sul fondo, 1 minuto e 47 all'intervallo. Montefalcone lungo per Raù, autore di una doppietta, il numero 18 belga. Prima bravo a leggere la legge. Qui Ghi si gira benissimo, Ghi sul sinistro. Chiedeva angolo ma non c'è, qui ha fatto tutto bene Ghi, non ha trovato la porta. Se gli concedono lo spazio per girarsi in quel modo, prima o poi la mette dentro, quindi il pivot dell'Acquestapone prende un po' le misure alla porta di Montefalcone. Passa la palla, Alex la domestica, poi pressato proprio da Ghi, riesce a difenderla Elisandro. Sulla banda sinistra si allarga Alex, Murillo lo controlla senza grandi difficoltà, poi Ghi, salta Raù, allunga la squadra, arriva Murillo sulla banda destra, palla indietro per Rafinha, destro di Rafinha da lontanissimo, senza poter vedere bene neanche la porta. Intanto va giù Alex, maglia numero 19, si è probabilmente fatto male a livello muscolare, indica il flessore della coscia, della gamba sinistra, viene allungata. Galante dice a Fernandez di fare immediatamente un cambio, evidentemente la stagione maledetta di Alex non è ancora terminata, perché oggi stava giocando una signora partita questo gran giocatore del futsal mondiale che abbiamo il piacere di vedere al Palarigopiano e sugli schermi di Rete 8 Sport e di PMG. Si è fermato di nuovo, probabilmente per un guaio muscolare. Ovviamente il Real ha bisogno di spremere i suoi giocatori migliori e di rischiare anche questo, e così è un po' una situazione della coperta troppo corta per Fernandez. Attenti a Elisandro, ci mette le mani, ricordi, palla in angolo. Coco e Duarte, duello tra 2 ex compagni di squadra della Marca Futsal degli anni d'oro.
Per Duarte e Coco anche una Final Four di Champions League con la Marca Futsal, un terzo posto a Barcellona. Quella rimessa di Pedrigno, l'indietro per Montefalcone, palla lunghissima tra le braccia di Ricordi. Coco Wellington, bene per Ghi largo sulla sinistra, aspetta l'arrivo di Rafinha, poi suola per Coco e Murillo, bello scambio, palla in mezzo all'area, Duarte legge bene tutto insieme a Montefalcone, poi Ghi, pressione su Elisandro, palla in fallo laterale per il Real, ma Elisandro la batte senza mettere il pallone in posizione corretta e fa cambio fallo. Protestano i giocatori del Real, proteste di Capitan Duarte. La troppa fretta di Elisandro regala questo possesso all'Acqua e Sapone, mancano 20 secondi da sfruttare al meglio. Coco Wellington, palla lunga per Rafinha e il sinistro non è il suo piede. Nel frattempo è andato giù qui anche Duarte. Forse il primo tempo si chiuderà dopo questo rinvio di Montefalcone, vediamo, 18 secondi alla sirena. Ricordi controlla bene il pallone, allora c'è un altro possesso per la squadra di Scarpitti con Murillo, 10 secondi alla fine, Coco, ancora Rafinha che si libera bene del pressing di Pedrigno e di Elisandro, poi sbaglia il passaggio sulla banda destra per Ghi. 4 secondi, Montefalcone fa cenno a Elisandro che rinvierà lungo per la testa del pivot, invece no. Sceglie Duarte che rinvia sul fondo, finito qui, mancano 9 centesimi di secondo, ecco qui, finisce il primo tempo, 3-3, un primo tempo pazzesco, pieno di emozioni e anche di errori da una parte e dall'altra, una partita equilibratissima, vi aspettiamo per la ripresa su Rete 8 Sport e PMG Sport Futsal. Alla Rigopiano per iniziare il secondo tempo di Acqua e Sapone Unigross Real San Giuseppe. Si ricomincia dallo scoppiettante 3-3 del primo tempo. Hanno segnato Capitan Murillo, Rodrigo Trentin, Fabrizio Calderolli, poi Alex e doppietta di Raù per la squadra campana. Qui Alex che è già nel quintetto iniziale della formazione napoletana, quindi scongiurati problemi muscolari al momento per il numero 19 spagnolo. Si gioca per il recupero della settima giornata di andata del campionato di Serie A. Acqua e Sapone che è prima in classifica con 50 punti, Real San Giuseppe penultimo a 15, ma la squadra di Fernandez ha 3 partite in meno, questo è uno dei 3 recuperi che dovrà giocare. E attenzione, il gol di Coco! Ancora una gran giocata con Trentin. Trentin ricambia il favore, Coco Wellington, l'Acqua e Sapone morde forte sul parquet del Palarigopiano, 12 secondi, 4-3. Si sblocca immediatamente il secondo tempo con il gol di Coco Wellington, fa tutto di prima di nuovo, tutto molto velocemente la squadra di Scarpitti. Rodrigo Trentin restituisce l'assist a Coco Wellington, azione inversa rispetto a quella del secondo gol tra i due giocatori concittadini in Brasile, entrambi della città di Foz do Iguaçu. Coco è un po' anche lo scopritore, il padre dal punto di vista sportivo di Trentin. I due infatti hanno un feeling veramente particolare sul campo, si è visto nel primo tempo, confermato dopo 12 secondi della ripresa. Si sblocca subito questo secondo tempo, l'Acqua e Sapone nuovamente in vantaggio per la terza volta in questo match. Ancora Coco e Trentin, palla sporcata, Pedrigno la recupera, Pedrigno che sfonda centralmente, duello con Coco che prova a recuperarla e lo fa benissimo Coco, la butta dall'altra parte del campo, si riallunga sul parquet il Real San Giuseppe. Qui Alex, spalle a Trentin, prova a girarsi, controlla il pallone, poi si appoggia a Elisandro che gioca, qui sbaglia tutto Duarte. Elisandro gioca in una posizione particolare per essere un pivot, spesso l'ultimo, molto arretrato, evidentemente
vuole lo spazio per calciare anche dalla distanza perché ha un gran tiro, ma finora nel primo tempo questa cosa non si è mai vista. Vedete che è anche un giocatore che partecipa molto alla fase difensiva, a cui va a recuperare questo pallone nella sua metà campo. Attenti ancora Alex, ricordi, palla in angolo. 1 minuto e 30 del secondo tempo. Battuta di Duarte, vediamo cosa sceglierà. Sceglie la battuta lunga per Alex, il controllo pressato da Dudu. Dudu gli sporca il pallone, lo fa arretrare fin davanti la propria panchina. C'è Fernandez infuriato con i suoi giocatori perché nessuno aiuta il compagno finora. Pedrinho, Duarte prova a girarsi sul mancino, poi Trentin gli mette il pallone in angolo. Si asciuga il parquet nell'area di rigore dell'Acqua Saporini Grossa. Ancora un angolo battuto da Vinicius Duarte, uno dei giocatori più esperti del Real San Giuseppe. A dicembre di quest'anno compirà 39 anni, ha fatti 38 il 13 dicembre 2020. Vinicius Duarte, Elisandro, ancora lo scambio, si libera, Elisandro va sul destro e segna un gol fantastico, una fucilata dell'imperatore. 4-4. Si continua punto su punto questa sera al Pala Rigopiano. 1 minuto e 57, pari Real. Un gran gol di Elisandro, lo ha costruito tutto da solo praticamente. Fintato di calciare con il sinistro, poi ha scambiato e ha calciato col destro. Tiro secco sotto l'incrocio dei pali. Capiamo perché spesso si lascia questo spazio e non va a occupare l'area, perché preferisce calciare dalla distanza prendendo un po' la mira. Qui va giù Trentino, ma l'Acqua Sapone riparte. Coco al sinistro di Coco, Calderolli si gira, palla alta sul fondo, rimetterà la palla in gioco Germano Montefalcone. 4-4 al Pala Rigopiano. 17:46 alla fine di questa incredibile partita. Ancora Alex contro Dudu, arretra Alex, va a sfidare Dudu, poi se ne libera, salta anche Calderolli. Alex scambia con Pedrinho, i due scambiano 2 volte e Alex col destro firma il primo vantaggio del Real qui a Pescara. 5-4. Una giocata stellare di Alex Yepes, giocatore pazzesco ragazzi. Gol di Alex e il Diablo Yepes a 2 minuti e 30 del secondo tempo. Real San Giuseppe in vantaggio per la prima volta in questa partita. Ha creduto su questo pallone, in questo pallone fino alla fine, lo ha scambiato con Pedrinho, bravo a fidarsi ciecamente del compagno. E poi Alex, il destro morbido, imparabile per ricordi. Pensare che alla fine del primo tempo, qui Trentin perde i 4 secondi, Acqua Sapone sotto shock per il gol del vantaggio del Real. Una partita che a 5 minuti dalla fine del primo tempo era in totale possesso della squadra di Scarpitti. Ora invece la sta vincendo il Real San Giuseppe. Dicevamo che Alex prima dell'intervallo sembrava infortunato al flessore, era andato giù, si toccava il muscolo, invece subito in campo nella ripresa e subito determinante l'ex numero 10 del Pozo e della nazionale spagnola. Qui Trentin, secondo palo per Calderolli che arriva in ritardo, ora deve andare a prendere fiato Alex dentro Sabapti col numero 2. Curiosità è che Sabapti in realtà avrà la maglia numero 55 del Real San Giuseppe oggi, in attesa della sua nuova
divisa, sta giocando con la maglia numero 2. Pedrigno all'indietro per Montefalcone, lungo con i piedi per Giapa che schiaccia di testa, controlla bene Ricordi, fa partire Coco. Giapa recupera, Coco sbaglia il passaggio, favorisce di nuovo il break del Real, ma il passaggio di Elisandro per Pedrigno è troppo lungo. Qui Calderolli cambia il campo per Coco, Coco che salta Pedrigno, va a mettere la palla sul secondo palo, Pedrigno lo spintona un po', chiede un fallo Coco che non c'è, riparte il Real. La partita adesso è un grande spettacolo. Qui Duarte, che giocata, per fortuna Ghi non ci casca, poi Ricordi ha troppa fretta e concede la palla, un'altra palla gol al Real. Qui Duarte che frana sul portiere dell'Acqua e Sapone Unigross, e l'Acqua e Sapone l'ha fatta davvero grossa in questa occasione, ha rischiato di subire il sesto gol sul rinvio frettoloso di Ricordi. Calderolli, Montefalcone con i piedi. Adesso se c'è un errore da non commettere è quello di avere fretta di pareggiare, è quello di commettere errori di imprecisione o di distrazione e concedere un altro gol di vantaggio al Real San Giuseppe. Partita che l'Acqua e Sapone ha ovviamente tutte le possibilità per pareggiare, essendo stata in vantaggio per ben 3 volte finora. 1-0, poi 1-1, 3-1, 3-3, poi 4-3, ora 5-4 per il Real. Va Giughi, spinto da Sabapti, Galante di Ancona ci mette un secolo a fischiare il secondo fallo del Real. Ora va a richiamare la distanza di Elisandro, Rafinha prende una lunghissima rincorsa, vedremo cosa sceglierà il numero 27, sceglie il tiro, andava all'incrocio dei pali questa bomba di Rafinha, ci ha messo una mano Montefalcone. 4 minuti e 40 secondi a questa Sapone Unigross che cerca il pareggio contro il Real San Giuseppe che vince 5-4 qui a Pescara. Murillo, Calderolli, scambiano i due, palla indietro per Ghi, il destro di Ghi, addosso a Portuga. Ancora un angolo, Rafinha, il destro al volo, tocca, probabilmente imparato, chiede l'angolo, ma l'arbitro dice di no, rinvio di Montefalcone, non ha compagni liberi, palla nel nulla. È rimessa di nuovo per la squadra di Scarpitti. Sono trascorsi 5 minuti di questo secondo tempo. Murillo, fallo di Sabapti, no scusate, fallo di Raù, e c'è anche il cartellino giallo per Raù dopo 4 minuti e 52. 4 e 52 secondi del secondo tempo, ammonito Raù e terzo fallo del Real San Giuseppe, 0 i falli dell'Acqua e Sapone Unigross. La situazione falli di questo passo potrebbe diventare alleata della squadra di Scarpitti, deve continuare a giocare in questo modo con molta pazienza, con molta tranquillità, sfruttare la fatica che monterà col passare dei minuti e anche eventualmente la situazione falli. Il Real ha dimostrato finora non una eccellente fase difensiva. Sicuramente gli errori dell'Acqua e Sapone in questo momento sono stati maggiori delle lacune della squadra campana, lo dice il punteggio se non altro. Ora Coco, rincorsa lunghissima sul sinistro, scusate, si pulisce gli scarpini, c'è solo Alex in barriera, Imparato e Murillo si spintonano, Galante chiede ad entrambi massima correttezza, Murillo era caduto nella porta. Ancora la rincorsa di Coco, si ripete, fischio di Zannola, rincorsa di Coco, passaggio sul secondo palo, Murillo, Ghi, palla rimpallata da Duarte che chiede di asciugare il parquet nel punto in cui è caduto.
Esperienza di Duarte, sempre piazzato nel posto giusto. Ora esce di nuovo spazio al numero 18 il belga Raoult, autore di 2 gol. Uno non sa neanche lui come ha fatto a segnarlo, praticamente lo ha segnato l'Acqua e Sapone Unigross da sola, lasciandolo da solo sulla linea di porta, ma ci ha creduto in entrambe le situazioni e sta giocando una partita di grandissima cattiveria sportiva. Omar Raoult, qui Ghi prova a girarsi, Ghi, la palla che sfiora l'incrocio dei pali, di nuovo pericoloso il Toro, a caccia del primo gol di questo match. Raoult, Rafinha capisce tutto, rimessa per l'Acqua e Sapone, per il Real San Giuseppe nella metà campo avversaria, batte Portuga all'indietro, poi Sabapti all'indietro per Montefalcone, palla lunga, Ricordi e si ricomincia. Ghi, la frenata di Ghi, contro Imparato, poi Ghi non trova compagni, ma lui sul pallone commette una leggerezza, la suolata verso l'avversario. Imparato calcia subito sul fondo, ricomincia Cristiano Fusari con Murillo. Lancio lungo di Murillo, non trova Ghi. 5 minuti e 37 sono già trascorsi, 14 e 23 ancora da giocare. Avanti e dietro davanti alla propria panchina Fausto Scarpitti. E Murillo contro Portuga, guadagna la rimessa laterale. Fusari contro Sabapti che gli chiude la strada, guadagna una buona rimessa in attacco però Fusari. Va a batterla Murillo. Palla lunga per Ghi, il piatto di Ghi addosso a Imparato. Continua a stazionare dalle parti dell'area avversaria l'Acqua e Sapone Unigross. Palla all'indietro, sbagliato questo angolo, favorisce la ripartenza di Portuga che la mette a metà tra un tiro e un passaggio, non trova nessun compagno, ma rischia di nuovo grosso l'Acqua e Sapone, rischia anche qui su Murillo che regala il pallone a Portuga. Momenti di confusione per la squadra di Scarpitti, ancora un'altra parata importante di Ricordi. Scarpitti chiede calma ai suoi giocatori che a volte perdono un po' il filo della partita e regalano occasione agli avversari. Qui Ghi contro Imparato, si libera bene Ghi, il destro potente ma centrale, Montefalcone a mani aperte, la butta fuori. Rafinha, bel destro di Rafinha al volo, tenuta bassa la palla, uscita di pochissimo. Imparato, Sabapti vicino al compagno Portuga che poi la butta di nuovo un po' nel vuoto. Murillo, banda per Fusari, Fusari calcia subito, trova Montefalcone che si è fatto male, attenti a Fusari ancora, e poi Montefalcone para, la butta sul palo però si è fatto male Montefalcone, non è riuscito a buttare il pallone fuori e ha sentito tirare Montefalcone, non riesce a stare in piedi nemmeno, deve togliere gli scarpini il portiere abruzzese del Real. E il Real San Giuseppe che ha Moliterno infortunato, anche se si è scaldato con i compagni e quindi in realtà in una situazione di emergenza potrebbe entrare, infatti è già in piedi Moliterno. Montefalcone si è rialzato, proverà a continuare la sua partita, vediamo qui Ghi pressato da 2 giocatori avversari, bene Rafinha a sbattere contro Imparato, la partita è diventata molto confusa, il controllo aereo di Duarte ma capisce tutto Ricordi che poi sbaglia il rinvio, così a occhio direi che ci sarebbe bisogno di un time out probabilmente.
Scarpitti lo sta gestendo magari per l'ultimo quarto di gara, mancano 12 e 40 secondi, probabilmente a breve lo farà, perché Ghi ha chiesto per esempio il pallone sulla testa e poi si è fermato, ricordi, si lamenta anche con la panchina, dice mi ha chiesto palla alta e poi non è andato. Qui ancora ricordi contro Raù va a disturbare qualsiasi giocata in cui può arrivare, lui c'è, giocatore fastidiosissimo per gli avversari ma ovviamente molto molto produttivo per la propria squadra. Per la prima volta nel campionato italiano il nazionale belga arrivato dall'Anversa. Montefalcone lunghissimo direttamente sul fondo, mancano 12 minuti e 15, ricordi Rafinha, Fusari, Murillo sulla banda opposta, tunnel su Raù ma non serve a nulla perché regala il pallone al Real San Giuseppe, c'era anche Lisandro il raddoppio. Alex, occhi negli occhi con Fusari, preferisce cercare Lisandro, Rafinha capisce tutto, poi Fusari calpesta il pallone, permette al Real di riconquistare il possesso. Duarte al limite dell'area, qui combina un mezzo pasticcio Duarte, Murillo col tacco, Rafinha deve ricominciare da ricordi, 11 minuti e 30 alla fine del match. Ghi, controllo disturbato dall'esperienza di Duarte alle spalle, poi Murillo, Fusari, cerca di calciare col sinistro Fusari senza troppe pretese, cambi a ripetizione per l'Acqua e Sabaroni Gross, dentro Trentin, Calderolli e Dudu. Montefalcone per Elisandro, Duarte lungo per Alex. Da quello che si percepisce in questo momento il Real sta cominciando ad accusare un minimo la questione stanchezza, con le rotazioni ridotte rispetto agli avversari, ma comunque con esperienza sta tenendo il punto qui sul campo. 5-4 a palla Rigopiano. L'Acqua e Sapone adesso prova ad imbastire il pareggio. Coco, Elisandro, Dudu, Coco. Qui c'è un fallo di Pedrinho, pulito, netto su Calderolli. E il quarto fallo del San Giuseppe, l'avevamo detto, la situazione falli diventa sempre più interessante per la squadra di Scarpitti. 4 falli a 0, mancano 10 minuti e 55. Il Real fatica ad evitare falli per gestire la partita, quindi l'Acqua e Sapononi Gross deve giocare così, fraseggiare, avere il possesso del pallone e costringere la squadra avversaria ad andare a recuperarlo anche fallosamente. Al prossimo sarebbe quinto fallo, un handicap notevole per la squadra di Fernandez, soprattutto se arrivasse in tempi utili per la rimonta. Qui Pedrinho, grande recupero su Calderolli, poi sbaglia tutto su Alex. 10:38 alla fine. Coco per Dudu, scambiano nello stretto ma sbagliano, concedendo un altro possesso al Real. Rimessa per la squadra campana con Elisandro all'indietro per Pedrinho. Ora Duarte, giocando una grande partita Vinicius Duarte. Non è il solo nel Real San Giuseppe, ma insomma a 38 anni merita un plauso per il minutaggio incredibile che fa e la qualità abbinata a questo minutaggio. Coco, palla alle spalle, Calderolli, Trentin spinto da Duarte, Coco carica il sinistro, poi invece sterza, prova a servire Dudu. 1 contro 1 con Alex, Dudu si incarta un po', deve ricominciare da Trentin. Trentin è ultimo, appoggia con sicurezza Calderolli che viene in mezzo.
cambiano il pallone rapidamente i giocatori di Scarpitti. Poi Calderolli perde il duello con Alex, altra nota di merito per Alex Yepes, 2 gol di cui uno, quello del 5-4 stratosferico. È una gran partita. Trentin contro Alex, Trentin, il sinistro, palla fuori, diagonale di Trentin, buono lo spunto del 94 nerazzurro. Palla lunga per Portuga. Riparte l'Acquesapone, velocissimo, ma è fuori Duarte. Si tocca forse un polpaccio e ha giocato troppo Duarte, ha chiesto troppo a se stesso e Fernandez ha chiesto troppo al suo capitano. E mancano ancora 9 minuti, che sono parecchi in questo sport, 9 minuti effettivi. Vedremo come riuscirà a gestirsi Duarte, se basterà anche l'esperienza per chiudere questa partita in campo o se dovrà riposare. È il terzo giocatore del Real che sembra accusare fastidi a livello muscolare, prima Alex, poi il portiere Montefalcone, ora Duarte che non esce benissimo dal campo, zoppica in maniera molto vistosa. Vedremo se lo staff sanitario del Real riuscirà a riportarlo sul parquet per questi ultimi 9 minuti. Intanto torna Sababti. Alex che restituisce sportivamente il pallone all'Acquesapone. Coco Wellington lungo per Trentin, che perde questo duello con Dudu, scusate, perde il duello con Elisandro. Serata non positivissima per Edoardo Alano Dudu. Montefalcone, rinvio per Portuga che riesce a calciare in porta benissimo dal nulla. Ha un senso della porta incredibile Fabiano Portuga, 14 gol finora. Qui carambola la palla sul palo, si ferma alle spalle di Ricordi che la recupera, rischia grosso l'Acquesapone, rischia ancora la squadra di Scarpitti. Poi Coco, appoggio splendido per Dudu che si va a chiudere in un fazzoletto, poi calcia addosso ad Elisandro e angolo per l'Acquesapone. 8 minuti e 40, Real San Giuseppe 5, Acquesapone Unigros 4 al Pada Rigopiano nel recupero della 7ª giornata di Serie A. Pallone che filtra, ma Elisandro lo manda via dall'area. Poi Sababti per Alex, il sinistro di Alex da buona posizione, non trova la porta. Va detto che dal 5-4 in poi il Real ha avuto diverse occasioni, spesso frutto di disattenzioni dell'Acquesapone, ma le ha avute. L'Acquesapone ha perso un po' il filo conduttore di questa partita, che stava controllando molto bene. Coco, dribbling su Portuga, Calderolli prova a saltare Sababti che gli sbarra la strada, rimessa laterale. 8-14 alla fine. Calderolli e Coco, palla centrale per Trentin, l'indietro per Calderolli che prova ad accentrarsi, sbatte su Imparato e prende un angolo. Ora battuta lunga, l'indietro per Trentin col piatto, non benissimo Trentin. Il Real che si è abbassato molto adesso a protezione della propria porta. Ovviamente questa è una vittoria che saprebbe di miracolo un po' per la squadra di Fernandez. 7:49 alla fine. Rimessa laterale per il Real, palla lunga per Ricordi. Il Real rinuncia a giocare e aspetta l'Acquesapone per cercare poi di andare in ripartenza. Questo è il tema. Vedete che l'Acquesapone non di certo agevola questo. Qui sbaglia Imparato, sbaglia grosso Imparato, erroraccio. Era solo sul secondo palo, tenta un tocco d'esterno invece di andare sulla concretezza. Ennesima chance sprecata per il Real per
andare sul doppio vantaggio che potrebbe indirizzare in maniera decisiva questa partita, che invece resta aperta. L'Acqua e Sapone che perde palloni a ripetizione davanti alla propria area di rigore ormai da diversi minuti, segno di nervosismo, di poca tranquillità. Qui Trentin che non aggancia bene questo pallone, fa ripartire ancora Pedrigno che va come un razzo su quella fascia. Ancora Trentin, controlla il pallone. Fetic, appena entrato in campo nella ripresa, praticamente non aveva mai giocato lo sloveno. Trentin spinto da Imparato. Dice all'arbitro di guardare le mani Trentin, ma non è stato ravvisato alcun fallo. 6:53 alla fine della partita. Si asciuga il parquet del Palarigopiano. Parquet asciutto, si può ricominciare. Il rinvio di Montefalcone, di nuovo lunghissimo. Cercava Portuga, non trova nessuno, trova il fondo del campo. La rimessa dal fondo sarà del portiere Enrico Ricordi, marchigiano di Senigallia, arrivato dal Meta Catania a gennaio, lo scambio con Francesco Mambella. Fetic, Murillo cerca di imbucare per Ghi, marcato stretto da Sabapti che adesso lo segue come un'ombra. Rafinha, ancora Fetic, poco più di 6 minuti alla fine. Murillo marcato da Pedrigno, ancora Fetic e Ghi, torna dal capitano, poi Fetic non può girarsi sul destro che non è il suo piede, deve ricominciare da Murillo. Ghi 1 contro 1 con Portuga, Ghi carica il destro, trova il piede dell'avversario e guadagna un angolo. Ora è Fetic sul punto di battuta, lungo per Murillo che si coordina non benissimo sul sinistro, palla sul fondo. Sabapti, Fetic, Murillo, Rafinha, controllo non facile di Rafinha, il pallone esce sulla linea di fallo laterale. 5:47, il cronometro adesso sta scorrendo molto velocemente, è il peggior avversario della squadra di Scarpitti. Montefalcone esce quasi fino alla metà campo, passaggio che non riesce al portiere di Ortona del Real San Giuseppe. Murillo prova a sfondare, Murillo, Sabapti lo tiene. Buona partita di Sabapti, giocatore che mancava probabilmente alla squadra di Fernandez come alternativa a Duarte in fase difensiva. Fetic il sinistro, il tocco di Ghi, la palla sporcata dalla traversa va sul fondo. Occasionissima dell'Acqua e Sapone Unicross con Guilherme Gaio. Ghi, intelligente tocco sul tiro di Fetic, palla che non entra per pochissimo. Si salva il Real. Ancora Fetic, Murillo, all'indietro per Rafinha, di nuovo lo sloveno, scambio ravvicinato con Ghi, bisogna uscire dalla rete di maglie blu del Real San Giuseppe. Fetic bene per Murillo, ancora Fetic, vuole provare lui col sinistro ma senza risultati.
siamo entrati negli ultimi 5 minuti, 4,50 per la precisione alla fine di questa partita. Pedrinho sul lato destro si libera bene di Rafinha che torna sul numero 30 Campano, mette la palla in angolo. È tornato in campo anche Duarte, che quindi resiste agli acciacchi, vuole dare il suo contributo fino alla fine per portare a casa questa vittoria. Vinicius Duarte. Si deve asciugare di nuovo il parquet, partita fermata ovviamente ad arte, è un modo che con esperienza in questo sport viene usato abitualmente dalle squadre per prendere fiato. Fatto tutto molto rapidamente, si riparte, palla al centro area, Ghi la recupera, si allunga Ghi, mantiene il possesso, Fetic, Murillo, ancora Ghi, sbaglia il tocco all'indietro, Ghi, l'acqua e sapone continua a regalare palloni, poi il toro proverbiale fa tutto da solo, la recupera, va a calciare, chiede troppo anche alle sue capacità. Rimessa dal fondo per il Real. Scarpitti che ha deciso di non giocarla col portiere di movimento, vuole giocare 4 contro 4, prepara a rimettere sul campo Trentin. Fetic che si va a chiudere in una zona del campo in cui non può fare nulla, però riesce ad appoggiarsi a Murillo. Rafinha marcato da Alex che non molla di un millimetro. 4 minuti alla sirena. Qui buona palla di Fetic per Ghi, trova il corpo di Duarte, Montefalcone la può bloccare. Ora si distende bene il Real con Pedrinho che fa un sol boccone di Fetic e segna il 6-4 dopo 16 minuti e 21. Doppio vantaggio del Real, 3 minuti e mezzo ancora da giocare. Scarpitti che non gioca col portiere di movimento, continua inserendo anche Trentin in campo. Il secondo tempo dopo il gol di Coco molto brutto, quello dell'Acqua e Saponi Grosso, soprattutto nella gestione del pallone, nella frenesia con cui ha regalato spesso occasioni da gol nitide al Real San Giuseppe, dando coraggio ad una squadra che comunque ha qualità enorme. Sabapti, Trentin recupera il pallone, si allunga, Sabapti recupera con grande tempestività sul numero 94. Ora c'è Ghi, portiere di movimento, a 3 minuti e 04 il tutto per tutto dell'Acqua e Sapononi Gross. Mamma mia quante emozioni, faticoso anche raccontarle queste partite perché non finiscono mai. Rafinha per Ghi, 5 contro 4 ora dell'Acqua e Sapononi Gross che vuole provare a riaprirla. Coco Wellington, Rafinha, Calderoli indietro per Ghi ancora, e Rafinha, Calderoli, Murillo, palla sul secondo palo per Ghi, Montefalcone, poi la porta è vuota e Alex trova il palo e il Diablo a 2 minuti e 25 rischia di chiudere la partita qui il Real San Giuseppe su una gran parata però di Montefalcone che vale quanto un gol. Gran parata di Montefalcone su Ghi sulla linea di porta. Si salva la squadra di Scarpitti, 2 minuti alla fine, deve segnare subito se la vuole davvero riaprire, forzare qualche giocata, altrimenti sarà dura, che i secondi scorrono via velocissimi. Murillo, Calderoli all'indietro per Murillo, tamponato da Duarte, poi Murillo con la punta
chiede l'angolo ma non c'è, quindi bisogna tornare col portiere tra i pali. Poi Montefalcone, male per Alex che gli chiedeva la palla sui piedi. 1 minuto e 43, c'è confusione sulla panchina del Real. Galante chiede a tutti più ordine. Ultime chance, l'Acqua e Sapone Unigros che rischia di subire la sua terza sconfitta stagionale contro Real San Giuseppe. Coco Wellington, 1 minuto e 30 alla fine. Rafinha, Ghi, Calderolli, Coco, Murillo, ancora all'indietro per Coco. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto. Chiudono bene i giocatori del Real. Qui la palla di Murillo tra le braccia di Montefalcone che cerca il gol dell'ex, non ci riesce, scatta all'ultimo minuto. Possesso dell'Acqua e Sapone che cerca di accelerare. Chiuse bene le maglie del Real. Poi ancora una palla sporca per Coco, Alex pulito invece per Sabapti che frena con esperienza, riparte. Non torna il portiere tra i pali, Duarte la butta fuori. A 40 secondi dalla fine il primo fallo dell'Acqua e Sapone che non ha saputo sfruttare neanche i 4 falli accumulati con largo anticipo in questo secondo tempo. Ora Duarte esce zoppicando, adesso ha dato davvero tutto il capitano. Molto dolorante Duarte, ha forzato fino alla fine, ovviamente non poteva perdersi una serata del genere. 39 secondi, Alex che la butta fuori. 36 secondi, 5 contro 4 dell'Acqua e Sapone che però ha 2 gol da rimontare, sempre più vicina alla vittoria per il Real. Poi Ghi che non trova Calderolli e si capisce da queste giocate che non è serata. È un po' il film della partita con il Padova, quella della prima sconfitta stagionale. Acqua e Sapone perfetta per un tempo, qui Elisandro, poi Rafinha contro Sabapti. Acqua e Sapone quasi perfetta per un tempo e poi un intervallo da dimenticare per la squadra di Scarpitti. Fu la prima sconfitta stagionale. La curiosità è che le sconfitte della squadra nerazzurra sono arrivate tutte qui al Palarigopiano finora. Quindi il jolly per allungare di nuovo in classifica sul Pesaro sta andando sprecato per la squadra di Fausto Scarpitti, che resta a +1 leader della classifica ma che dovrà lottare ancora molto. Attenzione qui Montefalcone, poi Calderoli all'indietro per Ghi, palla sotto l'incrocio dei pali, ma siamo a 19:56. Il gol di Ghi che non sarà influente sulla partita probabilmente. È finita qui. Acqua e Sapone Unigros 5, Real San Giuseppe 6. Terza sconfitta stagionale per l'Acqua e Sapone Unigros. Torna a vincere il Real dopo 9 sconfitte consecutive. Dal Palarigopiano è tutto. Buonanotte agli ascoltatori di Rete 8 e TPMG Sport da Orlando D'Angelo.